signor Mauro Ciccotti, come nasce, che cos'è British Fires per tutti coloro che non sappiano cosa significa stufa ad altissimi livelli. Sì, la British Fires è nata nel 1996, è stata un'intuizione, siamo andati in Inghilterra, abbiamo visto questi prodotti molto diversi rispetto a quello che è la tradizione nostra in Italia, il classico camino a legna. Abbiamo visto e abbiamo creduto in questi prodotti, in particolar modo gli elettrici e quelli a gas. La British Fires distribuisce anche biocamini certificati TÜV, marchio che ne garantisce la sicurezza nel funzionamento. Sono 4 marchi, abbiamo la Barley che è un'azienda inglese, abbiamo la S, anche lei produce stufe a legna, in particolar modo la cucina a legna che è proprio un'innovazione in quanto è tutta quanta in ghisa, molto molto pesante, abbiamo la Hortal e per ultimo abbiamo Ruby Fires. Andrea Ciccotti, la nuova generazione della British Fires. La nostra azienda ha nel suo logo stesso la scritta l'evoluzione del fuoco, proprio perché noi cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e quindi di evolverci a livello di mercato. Proprio di recente abbiamo attuato una design factory, però abbiamo fatto questa factory incentrata sul concetto del fuoco, dell'innovazione del fuoco e del fuoco visto a livello architettonico. Da questa factory abbiamo prodotto una nuova linea di prodotti a bioetanolo che andremo sicuramente a proporre nel mercato come novità e come oggetti di design nella stagione invernale, quindi da settembre in poi. Siamo quindi molto attivi a livello web, quindi social marketing, blog, pagine Facebook e cose di questo tipo che ti permettono, e forum anche soprattutto, che ti permettono di entrare in contatto diretto con il cliente finale. Da poco abbiamo affiancato una collezione legna, quindi adesso la British Fires oltrepasserà il muro, quello che era del camino diciamo alternativo, per entrare un po' nel mercato tradizionale. Quindi quello che ci auspichiamo è sicuramente un incremento delle vendite per quanto riguarda la parte legna e un consolidamento per quelli che già sono i nostri mercati principali dell'alternativo, quali elettrico, bioetanolo e gas. Potete trovare su www.britishfires.it, mi raccomando la S finale, che è importantissima, altrimenti su Facebook è facebook.com/BritishFiresFan, o altrimenti abbiamo attivato anche un canale YouTube dove potete vedere i nostri prodotti funzionanti, che è youtube.com/BRFGaminetti. Scopriamo il signor Steve Barson, titolare dell'azienda Barley, una delle aziende distribuite all'interno della British Fires. Why the Hollywell is the most efficient product in the world at the moment? We've devised a new way of injecting the air into the wood burner, so it mixes perfectly with the gases that come from the wood. So rather than just burn the wood, you also burn the creosote. We also have a method where you burn the ash as well, so there's nothing left in the ash afterwards, and also any soot or sparks, that also gets burned before it goes up the chimney, so it's also very, very clean. What's the Italian market for wood burning stoves? There's a lot of competition, as with everything. Italian style and design is everything, so I think it's very important you have to have a unique product, something a little bit special.